Bene, noi ci siamo, grazie per essere con noi, c'è Arcangelo con me, ti vedo in grande forma oggi Arcangelo, sei in forma? No? Insomma, siamo un po' stanchi dopo 70 giorni di Ah, coronavirus. guarda, oggi Però facevo questo calcolo, abbiamo fatto fino ad oggi 80 giorni di dirette, abbiamo ospitato 560 ospiti, cioè una cosa incredibile, abbiamo fatto una lunga cavalcata e la nostra continua perché come abbiamo annunciato anche nel telegiornale, adesso dobbiamo parlare anche come dire, dei test sierologici, funzionano o non funzionano, quali funzionano, e ci sarà un esperto che ci racconterà tutto, come dobbiamo affrontare questa seconda fase o terza fase, chiamatela come volete, del liberi tutti, quasi liberi tutti, che va sempre affrontato con giusta cautela, con l'attenzione, perché il virus è una brutta bestia. Arcangelo, oggi in collegamento con noi sono Don Giacomo Panizza, che vedremo adesso. Ecco, Don Giacomo, grazie per essere con noi, per aver accettato l'invito. E poi volevo salutare Antonella e Fabiola, Antonella Dominello e Fabiola Ursino, che sono del distretto sud, ambito territoriale di Locri. Ho detto bene? Bene, sì, ambito territoriale di Locri, Ho sì. detto bene. Allora, Arcangelo, cominciamo con Don Giacomo Panizza, cominci tu? sì, buonasera Giacomo. Vedo che non molli e che continui a svolgere sempre con grande impegno, insomma, il tuo ruolo in un'area molto difficile, complicata come quella dell'Ametino. Cos'è cambiato, Don Giacomo, con il coronavirus? Che cosa è cambiato nella povertà, nelle richieste che vengono dalle persone? C'è la speranza di riuscire a ripartire, secondo te? E la speranza, diciamo, della volontà, sì. La speranza del desiderio, sì. Qui nella zona, la Lamezia, si vede anche dei dati dei nostri uffici della Caritas, ma anche quelli comunali, eccetera, eccetera. Si vede che le povertà aumentano. Aumentano proprio per la quantità del mangiare, per la quantità della mancanza di soldi per pagare le bollette, della quantità, no? E naturalmente poi scade anche la qualità. Perciò c'è anche che il virus sta impigrendo anche quelli che erano già pigri, si può dire, delle nostre istituzioni, che non si capisce dove stanno guidando le città, dove stanno guidando la regione, dove stanno guidando il paese, insomma, ecco. C'è un attimo di confusione, Don Giacomo. Noti questa confusione? La confusione sul non sapere, ecco, non è che è una confusione provocata, che è la confusione che provoca scontri, ma è la confusione della gente che è confusa non sapendo più di tanto, perché non ci viene raccontato dove si vuole andare con i servizi sociali, dove si vuole andare con i lavori da rimettere in gioco, da rimettere in corsa, dove si vuole andare per la didattica, per la scuola e dove si vuole andare come comunità di destino. Cioè avremo una Lamezia di tutti e di tutte, avremo una Calabria di tutti e di tutte, avremo una Locride di tutti e di tutte, e anche dove siete voi lì, nel Cosentino. Cioè la confusione, ecco, non è il non districare niente, è il non vedere il bandolo della matassa, insomma. Don Antonella e Giacomo, una domanda che viene anche da polemiche fatte giuste, secondo me, fatte da grandi magistrati. Nicola Gratteri in Calabria, Federico Cafiero De Rao in Italia, il procuratore nazionale antimafia, ma sono, come dire, opinioni quelle sulla possibilità che le organizzazioni mafiose interferiscano in questo momento di confusione, sono opinioni condivise anche da magistrati inquirenti di Torino, di Milano, anche veneti. E che ne pensi tu? Cioè è possibile che in questo stato di, come dire, di disgrazia in cui siamo caduti possano le organizzazioni mafiose di cui tu sei stato purtroppo vittima, possano approfittare di questa situazione? Boh, guarda, 2 sere fa, 3 sere fa, abbiamo fatto il gruppo anti-racket, un confronto col colonnello dei carabinieri, e
vedo dal parere sia del versante dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza, che dal versante nostro di imprenditori, commercianti, eccetera, eccetera. Ecco, dicevamo che l'approccio sta arrivando, l'approccio del venirci ad aiutare per poi magari legarci le mani, non i carabinieri, ma i mafiosi, e quello è nell'aria, ci sono già delle avance, però dove vediamo più difficoltà è l'altro giro, quello dell'usura, che invece che attaccare noi che abbiamo attività, attaccano famiglie, che non sono mafiosi, sono i tradizionali usurai che hanno alzato la cresta, ma proprio anche nelle parentele sta accadendo questo. Cioè, è non sono clan, ecco, di usurai, sono quelli che fanno per mestiere gli usurai e sanno a chi prestare, perché vedono che vanno nei guai, ecco. E allora c'è questo che è più diffuso, numericamente più diffuso, come monte soldi, no, come budget, no, ma come oppressione, sì. Antonella e Fabiola, voglio chiedere a voi, la gente si rivolge, dice, notate che c'è un momento di disorientamento, c'è un po' di paura, un po' di timore, una grande incertezza per il futuro, questo approccio timido alla seconda, alla terza fase, chiamiamola come vogliamo. È così o no? Nella Lockheed, per esempio. Sì, la nostra impressione è che ci sia molta confusione e anche molta paura sull'incertezza e di come affrontare le diverse fasi, ma soprattutto la ripresa economica delle diverse famiglie. Infatti molti si rivolgono a noi proprio perché si trovano in situazioni economiche molto gravi e quindi questa situazione di precarietà incide molto anche sulla tranquillità e lo sviluppo anche delle potenzialità che la famiglia può avere per riprendersi. È come se tutto quanto fosse inibito da questo processo comunque di ripresa o comunque di reinserimento nella società, visto poi il periodo di emarginazione sociale che è stato dovuto giustamente per evitare il contagio, ma anche la difficoltà a creare a sviluppare quelle potenzialità perché vengono in qualche modo bloccate da questa situazione già grave economica anche. Quindi si incide anche sulla possibilità dello sviluppo dell'autonomia. Da quella che è la tua percezione, la gente ha più paura del virus o della povertà? No, credo che abbia più paura della povertà, perché abbiamo sentito molte espressioni proprio riguardo moriremo di fame, non avremo più la possibilità di garantire un futuro dignitoso ai nostri figli e quindi credo che abbiano più paura della povertà, anche perché da noi la percezione del virus non è stata molto sentita, in quanto ci sono stati dei casi gravi, però abbastanza circoscritta rispetto alle altre regioni, mentre questa della povertà era già uno stato che comunque era reale, avevamo diverse famiglie in condizioni economiche e sociali svantaggiate e adesso questa situazione ha creato veramente un picco e quindi credo proprio che abbiano più paura della situazione di povertà. Arcangelo. Sì, volevo chiedere a proposito proprio dello stato di disagio, che è un disagio non solo pratico ma pure psicologico, volevo chiedere a Don Giacomo Panizza se questa epidemia, la paura di questa epidemia, la chiusura a cui siamo stati obbligati, hanno allontanato i cittadini dalla religione, il fatto che le chiese fossero comunque frequentabili in parte, diciamo chiuse in gran parte, hanno allontanato la gente da Dio o l'hanno avvicinata? Ma il dolore avvicina, il dolore è anche la mancanza, che non vuol dire che uno vuole venire in chiesa, fare il praticante, ma considerare che il mondo è più grande di quello che vediamo, considerare che forse non siamo noi nelle mani di noi stessi, ma nelle mani di qualcuno che chiamiamo Dio, no?
che è un qualcuno, perciò qualcuno che ti vuole bene, non è un qualcosa, non è la sfera perfetta di intelligenza, è qualcuno che si può chiamare padre, questo avvicina, perciò potrebbe purificare di più anche quelli che già vengono in chiesa, oppure perché davvero c'è tanti che dicono ci può salvare solo qualcun altro, perché non intravedono che coi soldi si può comprare la salute, non intravedono che con il potere si può comandare al virus di andarsene via. Ecco, cioè queste frasi elementari sono nella testa, proprio nell'immaginario di tanta popolazione. Senti, Don Giacomo, prima parlavi di famiglie che addirittura corrono il rischio di rivolgersi agli usurai per mangiare. È così? Confermi questo? Non ho capito il finale della domanda. Ho detto, confermi questo? Si rivolgono agli usurai per poter mettere insieme il pranzo con la cena? Sì, questo è tranquillo, ma non solo per questo, anche per non far andare a male un po' di proprietà, un po' di qualcosa, cioè, perciò quello che già si stava facendo, perciò non sto parlando di chi ha un posto di lavoro fisso, che può lavorare anche da casa, eccetera, eccetera. Questi hanno avuto comunque la possibilità della cassa integrazione e così via. Mi raccomando, se erano in regola, speriamo che erano tutti in regola, ma chi faceva queste cose non in regola o faceva magari attività in regola ma improprio, sto parlando di chi lavora in campi, sto parlando di artigiani, sto parlando, no? Ecco, questi, la carenza di soldi e la scadenza dei debiti, delle cose da pagare, li hanno messi in difficoltà. Mi rifaccio alle cose che vedo in parrocchia, ma mi rifaccio alle cose che ci siamo detti nel gruppo anti-racket col colonnello dei carabinieri di Lamezia. Antonella e Fabiola, chi si rivolge da voi oggi? Allora si rivolgono, chi si rivolge sì, mi collego a quello che stava dicendo prima il parroco, effettivamente sono le famiglie che vivevano un po' alla giornata, oppure anche commercianti, quindi abbiamo situazioni un po' varie, però il target più che altro si riporta un po' quello delle famiglie che sono rimaste senza lavoro, che quindi avevano dei lavori occasionali e sono stati costretti a fermarsi e quindi è venuta meno anche quella poca risorsa che comunque riuscivano ad avere giornalmente. Anche se devo dire che abbiamo avuto anche per i pacchi alimentari anche famiglie che apparentemente potevano sembrare non averne bisogno, però che in realtà con molta umiltà sono venuti da noi per parlarci un po' del disagio che stavano vivendo e del fatto che non avevano la possibilità neanche di comprare i beni di prima necessità. Posso chiedervi di stringervi un po' così vi vedo meglio tutte e due? Ecco, perfetto, così andiamo meglio. Dico, ma molte famiglie è aumentata la platea di coloro i quali vengono e attingono dal banco alimentare, no? Sì, è sicuramente aumentata e sicuramente, come diceva prima Antonella, non ci ha sorpreso anche vedere soggetti che teoricamente non avrebbero dovuto, diciamo, accedere a questa forma di aiuto alimentare. Devo dire che come ambito siamo riusciti attraverso la costruzione di un lavoro di rete a far interagire più soggetti e quindi siamo riusciti ad organizzare sia una raccolta e una distribuzione di alimenti che devo dire ha avuto un grande successo tra virgolette nella popolazione perché ha avuto un riscontro molto forte. Ovviamente questo è un significativo campanello, no? Ci significa che la situazione determinata dal Covid ha avuto delle conseguenze pesanti sulla popolazione. E aggiungo anche con riferimento a quello che si diceva prima
che purtroppo, come poi spesso accade, gli aiuti governativi finiscono per non arrivare a quelli che dovrebbero essere i destinatari più coinvolti, no? Più rappresentativi, proprio perché vivendo di lavori occasionali, quindi non possedendo quei requisiti per poter accedere alle forme contributive, no? Da parte del governo, hanno avuto ancora un ulteriore peggioramento delle loro condizioni lavorative e sociali, perché la situazione determinata dal Covid ha disposto, diciamo, ha dettato purtroppo un'esigenza dal punto di vista sanitaria, economica e sociale, con conseguenze e risvolti di cui vedremo gli effetti soprattutto a lungo termine o comunque nel futuro più di quelle che abbiamo colto fino adesso. Arcangelo. Sì, volevo chiedere sia alle nostre amiche della Locride sia a Don Giacomo, mi pare evidente che siano nate delle nuove povertà. Dico questo facendo anche una premessa. Negli ultimi 20 anni, a causa dell'ingresso dell'Italia nel sistema monetario europeo, l'arrivo dell'euro, le famiglie si erano già notevolmente indebolite, cioè non c'era più, come dire, la media borghesia, la capacità d'acquisto del denaro si era dimezzata. Il Covid ha generato, mi sembra di capire, nuove povertà, lo testimoniano le nostre amiche Antonella e Fabiola da Locri, lo testimonia quello che ha detto Don Giacomo prima. La domanda è questa: c'è adesso il pericolo dell'esplosione di una rabbia sociale che potrebbe essere in qualche modo giustificata, e perché, come dicevano le amiche di Locri, i soldi poi non arrivano a chi dovrebbe beneficiarne, arrivano solo in parte, e sia perché non si intravedono, no, possibilità di sviluppo, non adesso, cioè in questo momento, nel mese prossimo, ma nei prossimi 7-8 mesi. Quanto è reale il pericolo della rabbia sociale, Don Giacomo? Avviene, sta aumentando, però non è canalizzata, non è organizzata, altrimenti sarebbe tremenda, perché le persone tanto povere, che ne sono, siamo più al tempio di proletari di tutto il mondo, unitevi, cioè qui abbiamo tanti poveri disuniti, abbiamo tanti poveri disgregati, perciò nemmeno vedono che ad esempio anche la regione non canalizza le risorse che ha, perché non è che non le ha le risorse, non vengono canalizzate. Faccio un esempio, che ne so, la regione è ancora fermo, ma anche perché i comuni, no? Non tutti i comuni, non tutti gli ambiti comunali hanno fatto la richiesta, no? Dei fondi per la non autosufficienza, per il dopo di noi, cioè per quei servizi, no? Di cui proprio i più poveri, i più come si dice, disarmati, proprio quelli non autosufficienti, non hanno nemmeno, hanno solo la voce forse se ce l'hanno per urlare, ma non riescono a fare un passo per protestare, perché sono nel letto, sono in casa, sono nelle RSA, ecco, allora certamente la rabbia avviene, ma è molto bollita all'interno dei singoli. Non c'è una calabresità dove si potrebbe dire, usando un termine antico ma che non è mai scaduto, di classe, no? Perché questo tipo di classe è proprio come in India le caste, no? Quelle più basse, perciò che devono stare nascoste, e invece qui non devono stare nascoste, qui sono nascoste, punto, non lo vorrebbero e così via, perciò questa rabbia polverizzata non aiuterà nessun cambiamento, ma non farà nessuna pressione, non la sta facendo. Faccio l'esempio, che ne so, alcune mamme, dico più mamme che papà, sono andate sui giornali e in qualche televisione a dire: mio figlio con l'autismo non riceve i servizi. Guardate che la Regione Calabria non ha ancora deliberato, e mi sembra che però abbia deliberato, ma non ha ancora reso nota la delibera, se è vera la notizia che ho, no? Del far partire i servizi di prossimità con le persone con disabilità. Non è che la disabilità si ferma se si ferma la Regione. La disabilità, il bisogno di terapie, il bisogno di socializzazione, il bisogno di essere aiutati a crescere, o vestiti o portati al bagno, cioè non va dietro ai tempi della Regione.
è la regione che dovrebbe adattarsi, adeguarsi. Guardate, è più di un mese che il governo ha detto, con l'articolo 47 e 48 del decreto, non questo Parte Italia, quello precedente, no? Che le regioni dovevano liberalizzare i servizi, e non soltanto le RSA, quelli di 24 ore, ma anche i servizi diurni, ma anche i servizi a ore, no? E invece la Calabria non l'ha ancora fatto. Cioè questa è una povertà invisibile per i più, perché già si sta a casa, già si gira di meno, no? Ma molto sofferta dai più deboli. C'è una sofferenza che si consuma nel silenzio generale. Sì, 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 sì. Anche per Sì. voi è così, Antonella, Fabiola? Credo che per l'ambito territoriale sia un pochino diverso, in quanto i servizi sono attivi e quindi abbiamo anche un attento monitoraggio sul territorio, sia per quanto riguarda l'assistenza domiciliare per le persone disabili, che non è stata interrotta in questo periodo, se non per rifiuto del beneficiario, quindi abbiamo continuato a garantire l'assistenza, e anche per il fondo non a sufficienza. Sono servizi che sono attivi, sono servizi che noi lasciamo sempre aperti, in modo tale che il disabile, magari che si rende conto poi più tardi, oppure una nuova emergenza, possa comunque essere inserita e validata dalla commissione. Quindi il territorio è abbastanza coperto di questo genere di servizi, c'è il servizio trasporto anche, sia per i servizi di cura, ma anche per quanto riguarda i sistemi di socializzazione, anche se al momento sono sospesi. Quindi i servizi sono attivi, anche il progetto On Car Premium, che dà assistenza domiciliare alle persone che erano ex INPDAP, quindi è abbastanza fornito. È pur vero che non copre il 100% della popolazione, che rimangono ancora delle fasce o delle categorie che comunque non hanno accesso a questo tipo di servizio, perché o magari non lo sanno, non hanno comunque prodotto la domanda. Abbiamo creato comunque uno sportello sociale su tutti i comuni dell'ambito, quindi il fatto che ci sia l'assistente sociale, l'equipe multidimensionale presente in pianta stabile in tutti i comuni dà più fruibilità al servizio, più facilmente l'individuo, il cittadino riesce comunque ad avere il beneficio, proprio perché l'ambito ha creato queste strutture vicino al cittadino, quindi in ogni comune. Sì, volevo aggiungere che nel culmine dell'emergenza Covid, quindi a metà marzo, di fatto c'è stata una settimana di completo disorientamento, anche perché arrivavano circolari, come è arrivata la circolare della Regione Calabria, che dava un attimo un halt ai servizi sociali e quindi soprattutto ai servizi a domicilio, ritenendo appunto di sospendere alcune attività. Per cui anche noi come ambito per qualche giorno abbiamo sospeso la nostra attività lavorativa, però subito abbiamo operato una riflessione sul fatto che i servizi sociali non possono fermarsi e soprattutto non devono fermarsi in condizioni di emergenza e di necessità per i cittadini, perché è stato il periodo in cui maggiormente i cittadini hanno avuto bisogno di servizi di prossimità e soprattutto di avvertire che i servizi sociali erano comunque presenti e pronti quantomeno ad accogliere le loro istanze di aiuto e di intervento e di sostegno anche psicosociale. Tanto è che poi ci siamo riorganizzati attraverso servizi anche a distanza, quindi lo sportello sociale telefonico, il sostegno psicosociale telefonico, in modo che da tenere comunque un legame con le persone che già erano beneficiari di servizi. Una bella organizzazione, insomma, no? Nel momento di grande emergenza ha risposto bene. Sì, abbiamo colta quella che è stata anche la riflessione generale della comunità professionale per quanto riguarda i servizi sociali. I servizi sociali hanno un mandato sociale specifico, rispondere alle istanze dei cittadini, e certo non possiamo fermarci in un momento in cui il cittadino ne ha maggiormente bisogno. Per cui nelle modalità e con gli strumenti utilizzabili abbiamo cercato di portare avanti i servizi che appunto potevano essere
portati avanti e dimostrare vicinanza ai cittadini. Per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, l'abbiamo sospesa ma solo per un brevissimo periodo, nel momento in cui c'è stata veramente una forte paura rispetto al rischio di contagio. Dopodiché abbiamo disposto che venissero ripresi, interrotti solo laddove fosse l'utente stesso appunto a richiederne la sospensione, perché parliamo di disabili, parliamo di anziani non autosufficienti che a maggior ragione avrebbero rischiato una condizione di esclusione e anche di deterioramento fisico e ambientale, ma ci siamo organizzati anche magari riducendo, laddove non era possibile fare altro, il servizio a un monitoraggio della loro condizione o anche la consegna a domicilio di spesa e di farmaci, un servizio minimo che comunque si è rivelato molto utile nei confronti di questi soggetti. A tal proposito aggiungo una cosa, abbiamo fatto pure un lavoro di rete con delle riunioni a distanza con tutte le precauzioni, anche con i farmacisti del territorio, i medici di base, la Caritas coordinata dal sindaco calabrese e il presidente dell'ambito, proprio per strutturare la consegna anche di farmaci e comunque dare la possibilità anche a un supporto medico. Quindi abbiamo creato questo lavoro di rete, abbiamo creato una piattaforma dove all'interno di questa piattaforma abbiamo inserito i nominativi di tutte le persone che andavamo a servire, in modo tale da avere un'unica visione di tutti gli utenti che avevamo in carico, ed è molto preziosa perché abbiamo così anche la storia di quello che è successo, ma delle informazioni importanti sui diversi nuclei della famiglia, su situazioni emergenti. Devo mandare la pubblicità. Vi chiedo solo una cosa, posso sapere il numero delle persone che gestisce? Devo là guardarle perché ce l'ho nel file, non me lo ricordo. Se siamo in pubblicità lo vado a vedere un attimo. Grazie, però mandiamo la pubblicità, torniamo tra poco. Per vedere un attimo, controllo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta, vi leggo questo messaggio che è arrivato pochi istanti fa. Buonasera, a causa del Covid molte strutture non riapriranno. Le tante persone che, come me e mio marito, che lavorano occasionali, con strutture lavorano stagionalmente, nel periodo invernale percepiamo la disoccupazione. Non lavorando, come faremo a vivere con figli a carico e bollette da pagare? In Italia siamo abbandonati da tutti. Non si può vivere di elemosina con buoni spesa o attingendo dal banco alimentare. Don Giacomo. Questo è vero. Questo è vero e tocca numeri alti questa operazione, questo virus di stavolta. Tocca proprio numeri alti. Non è solo pericoloso, come l'AIDS, che era pericoloso, ma è contenuto numericamente, almeno in Italia, i paesi occidentali. Però qui c'è davvero di sognare in grande, di programmare in grande, di poter riuscire ad avere anche dei sussidi per un tempo nel quale si programma. Non avere dei sussidi senza seminare niente. Io vi ho accennato, mi dovete poi lasciare, perché ho un incontro, siamo 6 persone incaricate da Invitalia di pensare al lavoro dei giovani in tutta Italia. Per il sud ci sono io, no? E lì stiamo vedendo come inventare posti di lavoro, per far partire posti di lavoro con prestiti, perché Invitalia prestiti, però stiamo stracciando un 20% di fondo perduto. Ecco, allora, un governo che poi tira in ballo le Caritas, tira in ballo il banco alimentare, tira in ballo la beneficenza, è un governo che torna al tempo del re, è un governo che torna al tempo del duce, cioè quando i cittadini sono sudditi, no? Che non vengono utilizzati per investire sull'Italia, ma vengono assistiti.
nel senso di assistenzialismo. Qui a una famiglia poi concreta c'è proprio da dire bisogna che cambiamo insieme le cose, perché qualcun altro non le cambierà per questa famiglia, purtroppo. Ma purtroppo non lo dico nel senso, vorrei dire purtroppo, voglio dire purtroppo perché tante famiglie aspettano un aiuto, ma è che ormai il presente, questo presente, è che dobbiamo metterci insieme per aiutarci reciprocamente, metterci insieme per aiutare la Calabria, metterci insieme per aiutare l'Italia. L'Italia ormai è una mucca già munta. Arcangelo, per Don Giacomo. Sì, la riflessione però è questa, qui anche la più grande azienda italiana di sempre, che ha sempre vissuto lucrando denaro dallo Stato, è stata rifornita costantemente, penso alla Fiat per capirci, oggi FCA, cioè questa mega industria italiana dell'autovettura che è diventata anche una major americana adesso, che sposta le sedi fiscali in Olanda, però chiede allo Stato 6 miliardi e 300 milioni di finanziamenti, cioè è la storia del nostro paese che è un po' fatta così, è una storia pure di un'imprenditoria che sia un'imprenditoria fino a un certo punto, perché poi imprenditori chiedono tutti i soldi, cioè qui è un po' quello che dici, se non ho capito male, cioè bisogna anche organizzarsi, cercare di fare qualche cosa, perché se lo Stato avesse tanti di quei soldi da poter dare ogni mese a ciascuno di noi 1200, 1300, 1500 euro per farci sopravvivere con uno stipendio inventato, i problemi sarebbero risolti. Non è così, non sarà così, non era così prima del Covid, non lo sarà in futuro. Allora, qual è il suggerimento? Che fare? Pensare ad un'economia diversa, valorizzare meglio quello che abbiamo? Cioè, come stiamo vicini a queste persone, Giacomo? Ma con dei gruppi qui di Lamezia e con dei gruppi della Locride, no? È stato anche sulle televisioni, i giornali in questi giorni, no? Abbiamo messo giù 6 proposte, per dire, ieri mi avevo fatto l'intervento pure con Radio in Blu, che è quella del Vaticano, della CEI, no? Per dire anche la Chiesa, no? Si interessa, perché abbiamo pensato che in Calabria almeno 6 cose importanti si riescono a fare, perché mancano di essere fatte, però non le può fare lo Stato, non le può fare il Ministero di Roma, o lo facciamo noi qua in Calabria oppure no. Perciò queste 6 battute, no, sono legate a questa fase del commissariamento, ma uno si capisce che è la salute, perché la salute da un po' di anni è spese buttate, non spese investite. Uno è la salute, e allora bisogna mettere le attività sanitarie in Calabria che siano anche economie per la Calabria, perché tanti, il 21% di chi si ricovera, i dati dell'Istat, chi in Calabria si ricovera, il 21% va fuori. Non vi dico quanto guadagna la Via Lombardia, capirete che sono la Lombardia, no? Quanto ci guadagna là? E là ci vanno gli ammalati, ma poi ci vanno anche i medici, gli infermieri, i primari. Cioè, il punto qual è? La salute non è una cosa da sottovalutare, è un investimento. Certo bisogna spendere per partire, così anche il tema dei computer, il tema di tutte queste cose che stiamo facendo. Io insegno lì all'Unical, io stamattina ho fatto scuola da qui a 80 studenti, voi capite che li ho mai visti in faccia, no? E come farò a fare gli esami il 22 giugno? Cioè, poi li farò gli esami, ma che gente prepareremo che non sappiamo come saranno preparati? Questo indovinello che saranno gli esami a distanza, che sarà? Ecco, c'è da avere le capacità di poter fare scuola davvero, e anche i bambini e le bambine. Quanti in Calabria non hanno, anche i piccolini delle elementari, delle medie, non hanno avuto wifi, non hanno avuto, oppure in famiglia c'è un computer solo portatile, ma lo usa il papà o la mamma per lavorare, lo usano i figli e le figlie per lavorare, per studiare. Cioè ci sono questi problemi e allora bisogna potenziare queste cose. Poi il fatto dell'agricoltura.
Il fatto del turismo. Abbiamo più di 700 km di mare e su invece in Lombardia non abbiamo nessun mare, no? Cioè, sono tutti argomenti che a progettarli bene, ma bisogna sedersi e progettarli, non aspettare il posto di lavoro. Ecco, bisogna diventare un po' anche scommettitori, imprenditori. Don Sì. Giacomo, ti faccio l'ultima domanda. Attendo la telefonata, poi ti faccio l'ultima domanda. Pronto? Sì. Pronto? Pronto? Sì, prego. Direttore? Sì, prego. Buongiorno. Senta, io, se si ricorda, l'ho chiamata 20 giorni fa. Chiamo per il deceduto di Amandea, il primo deceduto del bidello di Bergamo. Sì. Ed eravamo rimasti d'accordo con lei che gli avrei fatto sapere qualcosa per gli aspetti personali. Erano spariti i documenti. Del pugliese di Catanzaro. Praticamente il secondo giorno che ci siamo sentiti con lei, la mattina seguente sono andata con mia nuora ad Amandea dai carabinieri per esporgere il problema. Sì. E ci hanno detto che era meglio andare sul posto lì a Catanzaro all'ospedale dalla polizia e riferirgli quando accaduto per gli effetti personali di questa persona. Sì. I carabinieri ci hanno detto che se ci sono verranno fuori, se non ci sono più, che non esistono più queste effetti personali, la polizia dell'ospedale ci avrebbe dovuto dare un documento nella quale dichiaravano che gli effetti personali sarebbero stati scomparsi. Allorché però ci ha detto che deve andare un suo figlio praticamente. Sì, ho capito, erede. un congiunto. Il suo erede ancora, come si sa, praticamente sono 2 mesi che lui non ha ricevuto ancora niente, signora? No, è in quarantena. No, dico, quindi ma non può andare. non può andare. Quindi noi dal 30 marzo che è deceduto e non sappiamo più niente. Va bene, signora. Allora, quando potrà andare il figlio a verificare? So che non avete molto tempo e che comunque mi collego con... Prego, signora. Non la sento tanto bene. Prego, signora, prego. L'altro ieri quella signora di San Lucido, questa famiglia che è successo che è morto il fratello e la mamma, praticamente sono state abbandonate da tutti. Hanno fatto 7-8 tamponi alle persone sbagliate, nonché la moglie del deceduto e il figlio di 13 anni non sono state mai positive. L'hanno chiamata e gli hanno fatto i tamponi. Quelle che erano positive non gliel'hanno fatti. Poi hanno chiamato il dottore praticamente sanitario, gliel'hanno riferito. Il secondo giorno gli hanno fatto questi tamponi. Uno è sparito, praticamente il ragazzo è di nuovo positivo, la ragazza non si sa dove è finito questo tampone, hanno aspettato 12 giorni, l'hanno rifatto di nuovo, adesso il ragazzo è negativo, la ragazza è ancora positiva, quell'altra sorella che è stata ricoverata all'ospedale di Cosenza, abbiamo dovuto prendere noi a pagamento un'ambulanza il 3 maggio per riportarla ad Amandea, adesso deve andare al biocontrollo di Cosenza, no, il bio... Vabbè, ho capito, signora, va bene. Perché gliel'ha ordinato l'ospedale civile di Cosenza e nessuno ce la può portare. Una diabetica, una cardiopatica, la signora, ecco, il Covid che ha avuto, praticamente nessuno si può occupare di questa situazione, sono abbandonati da tutti, ha chiamato i carabinieri, ha chiamato la protezione civile, ha chiamato il dottore sanitario. Tutti hanno detto che nessuno si può prendere. Loro sono una famiglia che hanno lavorato nella terra, contadini, e non si possono... Signora, ci fa... Signora? La mamma, il fratello... Signora? Di prendere... Signora, poi... Signora, faccia così. Si prenda il numero di telefono, ci chiami dopo la trasmissione e vedremo noi come possiamo fare. Grazie. Allora, la domanda e poi salutiamo Don Giacomo Panizza che ha questa riunione. Se tu potessi decidere per un giorno e mettere in campo una iniziativa forte in favore della gente che in questo momento
soffre terribilmente, non solo per la pressione psicologica dovuta anche alla paura di infettarsi, ma nell'impossibilità di avere il denaro necessario per vivere, che cosa faresti? Ma l'iniziativa è quella di democratizzare, far diventare di tutti e di tutte il futuro che vogliamo. Io non credo alle bacchette magiche, a mettere i soldi nel ponte sullo stretto, oppure mettere i soldi in fare altri tre aeroporti. Cioè, qui si tratta di fare 100.000 punture di spillo, si diceva una volta, no? Per piantarle su tutta la Calabria, ma sono punture di spillo che seminano. Allora bisogna che anche le famiglie che hanno difficoltà facciano la loro parte, che è più difficile che chi non è in difficoltà. Però il tempo degli assistenti e degli assistiti penso che sia terminato. Addirittura l'assistenza non deve essere più soltanto un dare, ma un seminare. L'articolo 2, 3 e 4 della Costituzione ci dice che siamo un popolo unico, con diritti ma anche con doveri di mandare avanti l'Italia, e non c'è nessuno che non abbia niente da dire o niente da dare. Ecco, io credo che la strada è possibile. A me capita di farlo con gente in carrozzina, con giovani disoccupati, nel piccolo, però bisogna moltiplicare i piccoli alberi che crescono. Bene, grazie a Don Giacomo Panizza. Arcangelo, hai tu una battuta perché deve andare via Don Giacomo Panizza? No, lo ringraziamo, lo salutiamo sempre per il contributo che ci ha dato. Devo andare via anche io con la riunione di redazione. Vi auguro naturalmente buon proseguimento. Saluto Don Giacomo, saluto le nostre due amiche di Logri, Antonella e Fabiola. Naturalmente a domani con me. Bene, grazie. Allora, Antonella e Fabiola, chi mi dava i numeri prima della questione legata proprio al bacino d'utenza affidato a voi, al distretto sud territoriale di Locri? Solo quella della distribuzione alimentare, posso darti semplicemente quella di Locri che supera le 300 famiglie in questo momento, perché i tempi per collegarmi alla piattaforma... No, non ti preoccupare, 100 famiglie. No, 300. 300 famiglie. Solo Locri, però quelli degli altri comuni posso aggiornarti perché non ho avuto il tempo a fare collegamenti. Raccontami, perché poi chi viene da voi vi racconta anche le difficoltà che vive, la situazione, come dire, la pressione psicologica in questo momento, anche la disperazione, no? Quindi siete depositari di tutto un peso psicologico non da poco, no? Sì, di fatto abbiamo organizzato da poco proprio degli interventi post-Covid psicosociali, per cui metteremo in atto, grazie anche al contributo delle psicologhe che collaborano con l'ambito, un progetto specifico per lo stress post-Covid nei confronti di soggetti adolescenti e uno destinato anche noi operatori che viviamo quotidianamente il carico emotivo di tutto ciò che riguarda gli utenti e i cittadini che hanno a che fare con i servizi sociali e che di riflesso si carica purtroppo anche su di noi. Quindi abbiamo pensato ai cittadini, abbiamo pensato anche al nostro benessere, perché per poter aiutare gli altri dobbiamo innanzitutto, prima di tutto, prenderci cura anche di noi stessi per poter essere più efficaci. C'è? Dicevi? Progetto specifico anche per le mamme, perché abbiamo, le nostre psicologhe hanno colto questa necessità espressa proprio da molte mamme, grazie anche al gruppo della genitorialità che sta funzionando molto bene, per il contenimento dello stress e dell'ansia, nel senso la reazione comunque che devono avere rispetto alle esigenze che i loro figli hanno, per elaborare la crisi dovuta al cambiamento comunque della quotidianità dovuto al coronavirus. Quindi c'è un progetto anche per contenere questi meccanismi di proiezione, in modo particolare per le mamme. Senti, i giovani che sono rientrati dalle città del nord nel vostro territorio,
avete sentore del fatto che intendono rimanere o appena superata la fase dell'emergenza tornare nella località dove magari lavorano o hanno trovato ospitalità? No, penso che la maggior parte pensa di ritornare, almeno da quello che riguarda... Cioè non vede me. l'ora di tornarsene, insomma. Sì, no, non c'è molta speranza con ottimismo per quanto riguarda la realizzazione lavorativa e professionale. Anzi, proprio posso testimoniare questo, che sono demotivati i giovani, nel senso che si sentono già arresi a cominciare a costruire in Calabria. Non voglio dire che per tutti è così, però purtroppo abbiamo molte testimonianze, molti casi in cui si pensa che magari partendo, andando via, si ha più possibilità di realizzarsi. Io spero che il Covid possa rappresentare anche per i giovani un momento di riflessione anche per quanto riguarda la valorizzazione del nostro territorio, perché pensino, come diceva Don Giacomo Panizza, ad investire il proprio futuro, diciamo, nella loro regione, visto che di potenzialità ne ha tante e visto che, come anche dimostrato questa emergenza sanitaria, può garantire forse una qualità di vita migliore se solo ci fossero opportunità lavorative di inserimento sociolavorativo migliorate, lavorate, ovviamente anche dal punto di vista politico. Per cui spero che rappresenti anche un momento di riflessione da questo punto di vista. Ma avete intercettato una volontà, come dire, una voglia, una determinazione nuova, oppure alla sfiducia di ieri se ne è aggiunta dell'altra? Diciamo che ancora regna la rassegnazione e il senso di sfiducia da quello che abbiamo potuto noi constatare, quindi dai rapporti con le persone che abbiamo avuto, soprattutto i giovani. C'è ancora tanta sfiducia nelle opportunità di sviluppo per quanto riguarda la Calabria, sicuramente sì. E quindi È stato solo un rientro dettato dalla paura di rimanere in un territorio fortemente a rischio, ma non è stato un rientro dettato dalla volontà di intraprendere un nuovo futuro, una nuova vita nella propria regione. c'è un periodo per rifugiarsi, un periodo nella città natale per rifugiarsi dal rischio del contagio, per evitare il rischio del contagio, e poi via, si ritorna a fare quello che si faceva prima. Insomma, chi ha deciso di lasciarla questa terra non ha alcuna intenzione di tornarci, se non per una situazione dettata proprio da questa emergenza, no? Mi pare sia questo. Però Sì. come diceva Don Giacomo Panizza, finché non capiamo che il nostro sviluppo dipende anche da noi e dalla nostra intraprendenza, forse le opportunità rimarranno sempre teoriche e non pratiche e concrete. Voi avete deciso di rimanere, insomma, no? Perché? Sì. Assolutamente sì, penso che per quanto riguarda almeno la nostra esperienza personale non abbiamo mai pensato di lasciare il nostro territorio, anche se, almeno per quanto mi riguarda, si era già avviata una strada in tal senso, ma che io non ho voluto intraprendere e che non ho fatto intraprendere anche ai miei figli. Spero di non aver sbagliato. Che dici, ha sbagliato? No, siamo qua proprio per... Spero per loro che io non abbia determinato negativamente il loro futuro, per quanto hanno ancora ampie possibilità di cambiarlo, però a livello di concezione, quindi di sentimento, io li ho sempre motivati a fare e rimanere nel territorio in cui sono cresciuti. Ma un po' di fiducia dobbiamo, no, investirla, no? Un po' di... Cioè questa terra prima o poi dovrà cambiare, insomma, tocca a tutti quanti noi metterci un pezzo del nostro impegno. Ma se siamo gli stessi professionisti del sociale a dire sempre che i progetti non possono essere calati dall'alto, che non devono essere gli altri a motivare le nostre scelte, piuttosto dobbiamo spingere alla motivazione e ad essere protagonisti attivi del nostro futuro. Non dobbiamo mai aspettarci che siano gli altri a costruire per noi percorsi di sviluppo. No, bisogna...
rassegnate, noi siamo propositive, quindi cerchiamo comunque di fare. Però ci vuole anche, come dire, una mano di sostegno da parte di chi gestisce le istituzioni, no? Bisogna mettere in campo dei progetti, perché sennò dove l'agganciamo questa positività? Bisogna agganciarla in qualcosa. Certo, concretamente, sì. Dobbiamo farcela. Siete fiduciosi? Chiudiamo con un pizzico di speranza. Vogliamo chiudere con un pizzico di speranza? E ci vuole, direi, per la situazione attuale e per la situazione generale di per sé stessa. Grazie a Antonella Dominello e a Fabiola Ursino, che sono fa parte del distretto sud, ambito territoriale di Locri. Anzi, attendete un attimo perché abbiamo una telefonata, forse può interessarvi. Pronto? È andata giù la linea. Bene, grazie, vi ringrazio. Mandiamo la pubblicità, ci vediamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta, abbiamo ascoltato Don Giacomo Panizza e queste due sociologhe, Antonella Dominello e Fabiola Ursino, che lavorano nel distretto sud, ambito territoriale di Locri. Beh, lo spaccato che è emerso è uno spaccato preoccupante per la nostra regione. È una fase molto difficile, non ci sono soldi in giro, le famiglie sono sempre più povere, i sussidi promessi arrivano e non arrivano, la situazione è decisamente particolare. Noi dovremmo tra un attimo collegarci anche con l'assessore Gianluca Gallo, tra un po', assessore regionale, parleremo con lui di welfare. Nel frattempo però vediamo cosa ci racconta Filippo Veltri. Incerto, così è per gli italiani il presente e così il futuro è percepito. Pensando al domani, il 69% dei cittadini italiani dichiara di provare incertezza, il 17,2% pessimismo e il 13,8%, solo il 13,8% ottimismo. Questa è una sintesi del rapporto Censis, ma non del 2020. Il rapporto Censis del 2019, quindi dei mesi passati, molto prima dell'esplosione del Covid. Andiamo a leggere ancora da questo rapporto Censis che ci fa capire bene lo stato dell'arte di noi italiani ancor prima dell'esplosione della pandemia. In questi anni, dice il Censis, che è l'istituto diretto da Giuseppe De Rita e che autorevolmente ogni anno ci regala questa sua fotografia del paese, in questi anni l'astuta reazione degli italiani ha generato un modello di sopravvivenza che finora si è rivelato efficace. Si è trattato di una formidabile espressione di resilienza opportunistica e mobile, con l'attivazione di processi di difesa spontanei e molecolari degli interessi personali, a dispetto di proclami pubblici e decreti. E qui le cifre. Oggi il 69%, come abbiamo detto, è convinto che la mobilità sociale è bloccata, il 63,3% degli operai crede che in futuro resterà fermo nell'attuale condizione e così via di seguito. Il ceto medio degli impiegati e degli insegnanti è più persuaso che i figli e i nipoti staranno peggio. E conclude così questa analisi del Censis. Stress esistenziale, disillusione e tradimento originano, sentite, un virus ben peggiore, la sfiducia, che condiziona l'agire individuale e si annida nella società. Quasi l'80% degli italiani non si fida degli altri, convinti che non si è mai abbastanza prudenti nell'entrare in rapporto con le persone. Era questa l'Italia prima del Covid. Sarà migliore l'Italia dopo del Covid? Lo stiamo verificando giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, ovviamente speriamo di sì.
Ecco, questo era un dato molto interessante, però è un'analisi fatta nel 2016, molte cose sono cambiate. Mi piacerebbe sapere, adesso se attiviamo la linea telefonica, cosa pensate, se queste, per esempio, se queste, intanto vediamolo il decreto rilancio, così se queste misure adottate dal governo possono dare la spinta al nostro Paese. Guardate, le aziende, il finanziamento a fondo perduto con 3 scaglioni per le piccole imprese, sconto sugli affitti, se le vendite sono scese del 50%, il fisco, l'IRAP, salta la rata con un fatturato sotto i 250 milioni. Poi gli ammortizzatori sociali, cassa integrazione, scoperto il periodo giugno e settembre, nel senso che non ci sono i soldi per giugno e settembre, ma quella cassa integrazione, tanti lavoratori che attendono la cassa integrazione sta arrivando a rilento, molto a rilento, perché la burocrazia in questi casi, come sapete, blocca praticamente tutto, non tiene conto delle esigenze delle famiglie, non tiene conto se i genitori non hanno i soldi per portare da mangiare ai loro figli a casa. Poi le partite IVA, gli autonomi, 1.000 euro a maggio con quelli che hanno subito perdite gravi, ma tutti hanno subito perdite gravi, quelli che hanno la partita IVA, i sussidi, il reddito di emergenza, ma bisogna avere un ISEE sotto i 15.000 euro e chi ha 16.000, 17.000 che fa? È costretto a morire di fame? Ci sono ancora altre, vediamo l'altra schermata che abbiamo preparato, questo è il decreto rilancio, il turismo, famiglie o single, ci sarà questo voucher vacanza a importo variabile da 300 a 500 euro. Poi i contributi per babysitter, le agevolazioni con l'integrazione, poi le seconde case, ci sarà questo ecobonus al 110% anche per le villette bifamiliari. Qui è tutto da verificare perché c'è una serie di passaggi molto complicati, come al solito c'è dentro del politichese e del borutichese. Vabbè, insomma, siamo capiti. La burocratizzazione è sempre una brutta gatta da pelare. Poi immigrati e le colf, 1 mese e mezzo per la sanatoria sul lavoro nero. Questo è per la riemersione del lavoro, ma quanti attingeranno da questa misura? Voglio dire, è interessante vederlo. Poi c'è il bonus di 80 euro, non viene perduto, è evitata anche qui una beffa. Poi per la mobilità, bici, bike, arriva l'app per comprarle e quindi possiamo attingere da lì perché la mobilità cambia notevolmente. Come vedete queste sono le misure adottate nel decreto rilancio, ma ci sono naturalmente poi da verificare le ricadute nel momento pratico, quando arriveranno i soldi, come arriveranno i soldi, quanto tempo ci vorrà, le banche e poi l'INPS. Noi abbiamo dedicato un'intera puntata con il direttore dell'INPS, il direttore regionale dell'INPS, abbiamo aperto i telefoni e i cittadini hanno chiesto che cosa aspettarsi per quanto riguarda la cassa integrazione, che ancora rimane lì, ancora rimane sospesa, perché si è scelto di affrontare un periodo emergenziale di grande difficoltà attivando le procedure ordinarie. Le procedure ordinarie sapete benissimo che si incagliano nelle come dire, maglie strette della burocrazia, bisogna fare tante cose, bisogna riempire moduli su moduli, poi aspettare, poi passa alla regione, dalla regione passa all'INPS, dall'INPS poi l'attivazione, l'ok al pagamento, poi arriva in banca, insomma tutte procedure farraginose. In questo momento però abbiamo bisogno di risposte immediate. E che io mi chiedo e vi chiedo se secondo voi questo progetto finanziario di sostegno all'economia del nostro Paese, elaborato dal Governo nazionale, è in grado
di garantire la ripresa. Dei servizi che abbiamo fatto e stiamo facendo ai nostri telegiornali, per esempio, ci rendiamo conto che molte attività commerciali hanno, come dire, procrastinato l'apertura perché devono prepararsi, perché c'è da fare una serie di adempimenti, bisogna essere rigorosi nel rispettare le indicazioni fornite dalla task force di esperti voluta dal governo. Ci sono adempimenti necessari, altrimenti non puoi aprire nessuna attività. Allora, quelle che hanno aperto e i cittadini, paura del contagio, frequentano questi negozi, si rivolgono, non so, mettono in circuito, rimettono in circuito il sistema economico, beh, insomma, ce ne vuole ancora, bisogna ancora attendere il tempo, però nel frattempo le famiglie sono sempre più povere, la situazione va sempre più degenerando e il rischio di una forte conflittualità sociale è dietro l'angolo. Basta leggere quello che avviene in tutto il paese. Da una parte c'è questo rischio del contagio sempre presente, sempre forte, che ci rende tutti molto, come dire, molto ansiosi e ci costringe ad essere attenti. Dall'altra però c'è l'esigenza impellente di riattivare l'economia, altrimenti non si va da nessuna parte. Allora siamo come dire, compressi tra queste due esigenze e queste due emergenze al tempo stesso. Quale prevarrà adesso? Beh, la logica vorrebbe che ci guardassimo bene dal non incorrere nel contagio, ma dall'altra però dessimo il massimo per affrontare la fase della ripresa. C'è una telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, prego. Senti, vi vorrei chiedere una cosa. Prego. Siccome io ho una nipote che è una ragazza madre, si chiama Prezza Maria Serena e abita a Cirisano. Vabbè, non dica il nome, non dica indirizzo, niente, faccia la domanda. Siccome ha fatto per avere il reddito di cittadinanza, perché non ha niente, completamente niente, ancora non ce l'hanno mandato, sono 2 mesi. Come fa? 2 mesi che non gli hanno dato il reddito di cittadinanza? No, ancora non gliel'hanno dato, ma non l'ha avuto mai. Ma è andata a un CAF, ha fatto la domanda? Sta telefonando a lei, mi sa che ancora deve aspettare. E quando aspetta? Andiamo a mangiare. Io, che già tengo un marito allettato completamente, la mamma, un marito non sta lavorando perché con questa crisi e tiene 4 figli, in casa ne tiene 3, più la zia si è avuta con là. E non ce la facciamo più. Signora, se si potesse sollecitare, per favore. Signora, deve rivolgersi al CAF dove ha fatto la domanda, magari chiedere a loro. Dice le volte, ci hanno andato all'Embis e ci hanno detto che deve aspettare, che ancora non è... Non hanno fatto rendere, non lo so se per su virus o come, quando, non lo so. Ho capito, signora. Va bene, deve solo, come dire, tartassare di telefonate, perché sennò non è possibile. E come si esce da questa situazione? Grazie. Rivediamo, mettetemi per cortesia il decreto rilancio in primo piano, così i nostri telespettatori possono focalizzare quali sono le iniziative. Come la situazione testimoniata da questa telefonata è molto, molto comune, nel senso che ci sono molte persone che vivono la stessa situazione. Reddito di cittadinanza, adesso arriva il reddito di emergenza, bisogna vedere il reddito di emergenza, per averlo bisogna avere un ISEE sotto 15.000 euro, ma insomma vedremo anche quando sarà tutto pronto, sarà tutto lineare, tutto più chiaro, perché al momento c'è un po' di confusione. Bene, allora, noi naturalmente vi terremo informati, vi diamo appuntamento a domani con il nostro spazio dell'approfondimento, del dopo il TG.
Domani no, forse abbiamo il collegamento, riusciamo a fare prima il collegamento con l'assessore al welfare Gianluca Gallo, che dovremmo averlo, ma una riunione evidentemente lo ha tenuto lontano dalla postazione Skype, e quindi non potevamo collegarci prima. Proviamo adesso, vediamo se riusciamo a chiudere almeno questa, possiamo dedicare questi ultimi 10 minuti di trasmissione al welfare, perché è importante. In questo momento poi assume un rilievo straordinario, anche per capire come la Regione, oltre agli aiuti messi in campo dal Governo nazionale, sta muovendosi in fretta, lo deve fare però, perché questa è l'esigenza immediata, impellente, non si può attendere oltre. Allora, vi fate vedere cortesemente la prima schermata, perché mi arriva un messaggio che volevamo vedere la prima schermata, che magari diamo più la possibilità ai telespettatori di leggere bene quali sono i passaggi centrali. Vedete, abbiamo parlato delle aziende, abbiamo parlato delle piccole imprese, del fisco, gli ammortizzatori sociali, che sono quelli che in questo momento catturano l'attenzione di tantissima gente, tantissimi lavoratori, perché si parla di cassa integrazione, e la cassa integrazione, e c'è un allarme lanciato che riguarda il periodo giugno-settembre. Ecco, lì bisogna riempire di soldini le casse per ottemperare alle aspettative dei lavoratori, che poi si aspettano anche la cassa integrazione a giugno e a settembre. Così come le tante partite IVA che ci sono, no? Gli autonomi che devono ricevere un aiuto da parte dello Stato, si parla di 1.000 euro a maggio, con coloro i quali hanno subito delle perdite gravi, ma chi non ha subito perdite gravi in questo periodo. E poi il sussidio, e qui è puntata l'attenzione sul reddito di emergenza. Vedremo il reddito di emergenza se arriverà in tempi brevi, perché adesso bisogna stringere, bisogna rendere operative le buone intenzioni, il progetto fatto, l'idea che il governo ha su come organizzare la ripresa di questo Paese. Ricordo che 2 mesi di lockdown sono terribili, sono pesantissimi, negozi chiusi, situazioni che ci hanno restituito l'immagine di un Paese completamente fermo. Bene, adesso ci sono domande che vanno anche nella direzione di lavoratori che attendono ancora le 600 euro. Beh, diceva però il direttore dell'INPS l'altro giorno, le 600 euro, chi le ha ottenute il mese scorso automaticamente le riceverà il mese successivo, non c'è bisogno di fare alcuna domanda, perché già c'è nell'anagrafe dell'INPS coloro i quali sono in graduatoria. Sono tante domande. La telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Volevo fare una domanda. Pregola. Vedo che si parla tanto di aiuti, di non aiuti, di politici che bisticciano e si fanno la guerra tra di loro, però non pensano a noi italiani, cioè non pensano all'economia nostra, ai bisogni. Volevo sapere come mai non è arrivata ancora la cassa integrazione a tanti lavoratori? La cassa integrazione, signora, non è arrivata ancora la cassa integrazione, perché man mano che vengono processate tutte le pratiche, poi dalla Regione passano all'INPS, l'INPS poi manda in pagamento, ma adesso per accorciare i tempi e per fare in modo che i lavoratori possano avere la somma che loro spetta, ha fatto un accordo, è un accordo nazionale, altre regioni l'hanno già fatto, con Poste Italiane, per cui Poste Italiane anticipa i soldi dovuti per la cassa integrazione.
attraverso l'attivazione di un conto corrente. Questo è un servizio che Poste Italiane ha deciso di mettere in campo da qualche tempo, grazie all'accordo con la Regione Calabria, ma insieme alla Regione Calabria altre regioni hanno utilizzato questa strada per accorciare il tempo. Finisce qui questo nostro appuntamento, noi ci vediamo domani, vi lascio con la sigla, arrivederci. Chissà terra brucia come un sole ad agosto, la mi fare diventare niente fumo e tutto arrosto. E quando guardo il cielo, è il cielo più bello che c'è, che quando ti risbigli dici è me. Ci sono posti che su pugni, altri posti su carezze, certe volte su mugugni, altre volte su bellezze. Dico che terra mia, con una virgola si cangiasse, perciò chi ne ci ha messo punto, con una gomma ci passasse, ero cancellassa, chissà terra nostra, balla tarantella, tu si piglia chitarra e suona calavicella, chissà terra nostra, fa l'amore con mare, si stenna alla spiaggia e s'asciuttare il sole, chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente ti sparla e poi ci viene a vacanza, chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. Nel giornale parla tante volte cose brutte di una terra abbandonata e di anime distrutte, eppure c'è gente buona che combatte per ti fa sta meglio, che son chiova almeno giorna e ti dice io ti dugno e non ti pigli. Chissà terra nostra, balla tarantella, si piglia chitarra e suona calavicella, chissà terra nostra, fa l'amore con mare, tu si stenna alla spiaggia e s'asciutta il sole, chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente ne sparra e poi ci viene a vacanza, chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. A ciopè attivo bagno, scenni sottari bronzi, saglie e vidi l'arco magno, a Ruionio le castella, un vale a 1000 cartoline, chissà terre petali rosa e nessuno ci voglio e spine. Ci va più spine. Chitarra e suona calavicella, chissà terra nostra, fa l'amore con mare, poi si stenna alla spiaggia e s'asciutta il sole, chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente ne sparra e poi ci viene in vacanza, e quando guardo il cielo è il più bello che c'è, ma quando ti risvegli dici è me.